Siamo Rosario Gargano e Gaetano Martini. 1 anno, 4 mesi e 9 giorni fa abbiamo messo a segno una rapina dove ha perso la vita il povero Roberto. Pensiamo spesso a lui, è una cosa che non riusciamo a perdonarci. Spero di rincontrarlo per chiedergli scusa personalmente, anche se so che sarà impossibile, perché un ragazzo come Roberto di sicuro sarà in paradiso ed io di certo non ci andrò, ma chiederò il permesso al Signore almeno per farmelo incontrare una sola volta. Sono Maria Cacciaputi. 1 anno, 4 mesi e 9 giorni fa ho perso mio figlio, Roberto, un ragazzino di appena 15 anni, per uno stupido telefonino. Ho deciso di non lasciare spazio alla rabbia nel mio cuore e da quel giorno non faccio altro che cercare di recuperare quei ragazzi comunemente chiamati a rischio, a partire proprio da quelli che la vita a mio figlio l'hanno tolta. Ed è a loro che cerco di far capire che quel maledetto giorno, oltre a quella di mio figlio, hanno distrutto anche la loro di vita. Vengo tutti i giorni qui a Nisida ed ho la sensazione di non essere mai sola. Ho la sensazione come se mio figlio fosse qui con me su quest'isola, a volare libero fra i gabbiani, come se a voler dire a questi ragazzi quanto siano belle e importanti la vita e la libertà. Bello merluzzo di fatto, già lì. Bella volta. No, calma, ma c'è vero? Segni forza. La cappa è segno e forza. E come la voce qua? Ha giurato una sigaretta. Ma una sigaretta non c'è stata alla casa. Ma stai troppo. Ha detto la sigaretta. Come la pisciamo? Ma c'è la pisciamo. Oh, mi chiamo ora solo, però tu. Ma tu mi stai mettendo avanti, Ma tu chiamo ora solo. Ne dava ci fuma proprio sta. Ma basta ma ascoltare a te, oh. Oh, chi viene là? Andavano con lui. Qua, sai, già. E che mi hai chiamato Wap chi sti qua? O camurristo per son chi? 13 anni già puntava il pistola in capo a gente, perché non teneva paura di niente. Però teneva rispetto. Oggigiorno rispetto non ci sta. Si fanno chiamare camurristi, si fanno chiamare Wap. E poi vanno a rubare povera casa da gente indifesa. Che si deve venire da casa che stai rubando, non ti dice nemmeno niente. Io sai perché? Perché ormai sono morta io. Ma che pensate, eh? Io volessi sapere a che pensate. Ma chi ne potete? Vestito filmato, femmina bella. Ma non ti dà finire il rispetto. O rispetto non ci sta. Non mi sono sprecato. Che era parlato tu. Oh, lascia stare. Faccio così da magno. Mi chiamo Raffaele Torro, ma da piccolo tutti mi chiamano Chicco. Ho 17 anni e sono di Via Stadè, precisamente delle case popolari, il Bronx. Mi trovo nel carcere di Nisida da 7 mesi e 20 giorni per aver fatto una rapina a mano armata. Nella stessa sera hanno arrestato anche i miei amici e mio cugino, pure lui rinchiuso nel carcere di Nisida. Mi chiamo Giovanni Pesco e sono il cugino di Chicco. Siamo nel carcere di Nisida dallo stesso giorno, mentre i nostri amici sono chiusi nel carcere secondo piano. Quando? 10. Ehi, tu che ti tiri con la foto? Dai, guarda lì, dai una spaccina.
Quanto c'è capote, Ah, ci metti tu. Metti che il tribunale. Fermo! Ecco, polizia, non mo! Oh, mi dai chi stai? Allora! Ole. Che buccio? Eppure vado con me sta nave, Perché? E pigliamo mi sono andato a Pundicello, in dei palazzini. Ma che ci visto la vita? Tu invece no. Sei andato proprio a Pozzuolo, con Baccucello in coppa al mare. Sono proprio i mazzi della vita, chissà. Scusami, va. Ole. Ma a proposito di mare, no? Ma quando mamma tiene a fuoco, che ci fa tutte cose buone? Ne sai, c'è ricozzo, pesci spada, astici, quando c'è una bella mangiata, di lupine, c'è un bello satè. Boccio, ma vado a fare l'imprenditore, mica fa pesciavino. Hai capito? Però visto che tu sei un giorno benestante, ti posso accontentare. Che si va vicino a mamma e ti chiama per te cose buone. Che è capace di portare la fitta di maccaroni. Invece se tu fai la faccia a testa, è capace di portare pure scuola che sia. Boccio, dammi una sigaretta. Wow, ma scazzi proprio cazzo tu! E non vedi che sto parlando? E accanto a te, le benno bicce e sigarette, mi vedo la baccata. Ma se uno mi oggi è proprio malacco. Non è lei stato con la stamattina. Sì, sto casa c'è pure un po' di forza. Perché? Che mi cazzo, mo stai meglio? Ancora di una sigaretta? Fumo poco. Pasca tu? No, che tu? Spero, senti una cosa. Di una sigaretta? Come si fa a fare così, voglio? Ogni volta che mamma viene a casa conto soltanto voglio, ma come si fa? Io ci vado a domandare, mamma, ma che hai fatto con l'avvocato? Che lo sapete come risponde? Non ti preoccupare per me. Oh cazzo, voglio, non ce la faccio più a sta catena, ma tutto cazzo. Frate, passa calma. Io l'ho fatto che l'avvocato dura un sacco di soldi e non aiuta proprio. Voglio, vedete come lo dico? Non mettete la mano in quello biccio che faccia asciugare sangue per bocca. Cioè, se mi spiegate, ma che la capra in ducessa. Oh, a te chi ti fa parlare? Tieni dall'anche la cantata. Da mezzo. Cioè, se mi spiegate, ma che la capra in ducessa. Oggi mamma, ti una sigaretta. Oggi tu stai rompendo un cazzo a tutto quanto, cadì. Ti abbiamo visto e cattà. Veloce! Veloce! Fatta calma. Veloce! Perfetto! E ci salutiamo con un nudo in gola, oggi busseggiando, maledetto amore, come mi fa male, di abbracciarti adesso. Azza lo fa muoio, ma non è che mi stavo, ma chiamo sempre a me, ma io pure. Vieni un attimo tu, come ti chiami? Ce la c'è. Pigliamo pure il studio, Verne. Ma chi mi manda?
Accanto, non vi vicino a scala, cai di là, di là da penne. Mi chiamo Giuseppe Menaruso, ho 19 anni e sono di Ponticelli. Sono rinchiuso nel carcere di Nisida da 1 anno, 7 mesi e 19 giorni. Sono il quarto di una famiglia di 7 figli. I miei fratelli maggiori sono rinchiusi nel carcere di Sei Mondigliano per spaccio di droga. Io mi trovo qui a Nisida per rapina a mano armata. Direttore? Salve. Mi scusi, volevo parlarle del progetto della signora Cacciapuoti. E in realtà lei sta organizzando questo musical sulla canzone napoletana e il suo sogno sarebbe quello di portare questi ragazzi in un teatro vero, quindi all'esterno. Un'iniziativa lodevole, senz'altro molto interessante. Sì, molto. Anche perché credo che potrebbe dare un enorme prestigio al nostro istituto. Infatti, anche per questo. Io mi rendo conto ci vogliono delle autorizzazioni. Capirà, abbiamo a che fare con ragazzi, insomma, un po' difficili. Certo, però bisogna anche motivarli questi ragazzi. Sicuramente. Però lo sa che io non sono l'unico che potrà decidere, insomma. Ma la sua parola vale Ci tanto. saranno i dirigenti del ministero che magari... Un po' di buona volontà. Allora ragazzi, io e la signora della Peruta siamo quasi riusciti ad avere il permesso per farvi esibire in un teatro vero. Fermi. Mi raccomando perché ho garantito io per voi. Ecco. Ciao Mario, posso dire una cosa? Posso cominciare questo spettacolo con un monologo? Oh, Fringo, la vai, tu 3 giorni, sì. Ma non la diretta proprio, a chi? Già già questo spettacolo, non esiste. Cercavo di non mancare. Oh Fringue, ma tu invece di pensare che quando esci devi fare cose buone. Signora Maria, stiamo lo posto, che abbiamo uno spettacolo che si riesce a staccare. Comunque ragazzi, la prossima volta ci incontriamo al laboratorio. Ognuno di voi sceglierà una canzone e la canterete nello spettacolo. E come ti lascio la canzone? È un musical. Ma quando mai ti sarà la banda? Signora Maria, a me non mi mettete a cantare però, che non so cantare. Lo sappiamo, De Luca. Boccione sta c'è biglietto all'entrata, va giù. A me dice una cosa di solo. Signora Maria, ma posso venire a poco? Professoressa, Dimmi, lo Russo. una domanda. Dimmi. Cosa ne pensa dell'interpretazione dei sogni? Lo Russo stai leggendo Freud? Sì, però professoressa io non leggo solo roba impegnata. No, leggo anche Dylan Dog, Diabolic, Topolino. Anzi, professoressa, una cosa che mi sono sempre chiesto. Ma chi ama a me qui qua? Lo Russo, c'ho un appuntamento con il direttore. Ti rispondo domani. Ciao Mario, ma oggi faccio spettacolo. Oh Fringue, non so spettacolo. Tu mo devi uscire, trovati un lavoro, cerca di fare cose buone. Ma quando lavoro, un mestiere mio è fare ship. Vabbè Fringue, tu stipo posto. Ci vogliamo frenare cinesi. Arrivederci. Crescenzo, pieno bocca, vi. Andy, non mi ricordo. Oggi sono una mezza cosa. Pensa che se succede qualcosa qua dentro e sacci che ci stai tu mezzo. Ti corri in da cella e non ti faccio scuola. Mi capito? Tu mi conosci buono a me, no? Ti raccomando. Che è successo lei? Voglio, mi hanno avvisato che non mi posso muovere. Non ci potremmo mettere annanzi. Ma perché? Chi ti ha avvisato? Infatti mi hanno parlato che guardi. Oh Fringo, metti tu annanzi. O beghi? No, e ti sto dicendo che ci hanno visto. Non ci potremmo mettere annanzi. Fringo, metti tu annanzi. Col tuo piccio. C'è partito. Forza, il via per due. Forza!
Questo è quello che dà città, eh? Facciami contare, non ti preoccupare. Sto sempre bene in faccia come loro, guarda tu. Oh, immagino tu già. No, non mi hai fatto che se c'è ne so devo fare, infatti ci passi già. Non lo fai più. Mi chiamo Davide Barbero, ho 20 anni e sono rinchiuso nel carcere di Nistia da 2 anni, 9 mesi e 20 giorni. Ho una figlia di 2 anni e 7 mesi, mi ha conosciuto direttamente nel carcere. Fra 1 anno e 6 mesi ho scontato la mia pena